Venezia, Venezia, ma non è solo Venezia, anche quando uno vuole raccontare la storia di un luogo, non è facile. In questo caso è un luogo che ha una storia spalmata in un tempo gigante, quindi tutto non ci sta. Ma succede in questo modo, quando devi raccontare determinate storie come camminare su una spiaggia e ci sono spiagge pienissime di conchiglie ed è strano perché ci si china, se ne raccoglie una dicendo guarda che bella questa, ma ce n'erano 1000 intorno. Quindi si procede a colpire un poco di intuizione e con la compagnia siamo un gruppo di creatori che abbiamo inventato spettacoli piccoli piccoli o giganti giganti come delle cerimonie olimpiche dove allo stesso modo come in questo caso bisogna raccontare un paese, bisogna raccontare una storia, bisogna raccontare tutta una quantità di cose buttandole lì in piccoli frammenti e ricomponendoli come in una specie di mosaico. Quindi di cosa si parla è difficile dirlo, si parlerà o si metteranno pezzettini di cose che ci sono piaciute come possono piacere le conchiglie lasciate lì dal mare, mettendole insieme costruiscono immagini totalmente nuove.